Autovelox non omologati. Oggi sono stati denunciati il prefetto di Treviso e sindaco e comandante del comune di Riese Pio X. L'esposto, raccolto dai carabinieri di Sedico, porta la firma di Altvelox, Associazione Tutela Utenti Strada, e riguarda il dispositivo installato dal comune in via Kennedy, tra l'altro abbattuto l'inverno scorso da Flexman. Una denuncia sulla scia di quanto sta accadendo a Cosenza, dove la procura ha disposto il sequestro di diversi autovelox in tutta Italia, in quanto sarebbero attivi ma privi di omologazione. Secondo l'associazione, anche il Velox di via Kennedy non sarebbe omologato e tra i querelati sono finiti il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, il sindaco Ombretta Basso e il comandante della polizia locale Davide Bertoncello. Le accuse sono da codice penale, quali truffa, falso in atto pubblico, frode processuale e omissione di atti d'ufficio. Un atto inconcepibile per il sindaco Basso, che si rivolge così direttamente all'associazione. Per quanto riguarda la parte processuale sarà analizzata e data risposta dalle sedi opportune. Per quanto riguarda invece lo strumento, quindi l'autovelox, misura correttamente la velocità, è posto in un rettilineo ben segnalato e lungo questo tratto di strada in passato c'erano stati parecchi incidenti mortali. Da quando è stato posizionato non si sono più verificati incidenti di questo tipo. Per contro mi ritrovo con diversi cittadini che chiedono l'installazione di nuovi autovelox sul territorio comunale, perché purtroppo sono tanti i tratti di strada appunto rettilini e purtroppo sono anche tanti gli automobilisti che spesso hanno un po' troppa fretta e guidano velocemente, possono diventare un pericolo per se stessi, ma vuole dire anche e soprattutto per gli altri. Sequestri e denunce destinati a dilagare in tutta Italia e per tutti i dispositivi, con esposti verso tutti i primi cittadini e prefetti, finché dal Ministero non verrà fatta definitivamente chiarezza su autovelox e omologazioni. Per questo dal sindaco di Treviso e presidente dei sindaci del Veneto il messaggio su tutta la vicenda è chiaro. Se qualcuno si sostituisce al sindaco, assumendosi le responsabilità degli incidenti stradali ed eventuali incidenti che dovessero essere causati dalla non perfetta condizione delle strade, allora a quel punto saremo disposti anche noi a spegnere le autostrade, ma fino a quando sarò io a rispondere della sicurezza dei miei cittadini, utilizzerò questi strumenti in modo trasparente, in modo ben visibile e con l'unico obiettivo di quello di ridurre la velocità e mettere in sicurezza la sicurezza stradale.